per cui con l'assunzione di responsabilità, con grosse complessità, non dice che la maggioranza e anche la minoranza a votare a favore di questo. Se credo sia solo proprio se c'è un comune che potrei anche chiaramente essere io faccio parte di una consiglio comunale che è indipendente dal punto di vista pubblico, mentre questa è comunque la delibera della giunta regionale che chiaramente ha politico, ma la giunta regionale a maggioranza e quindi per cui con molta chiarezza. Io lavoro per una funzione di responsabilità e di servizio e così mi dà bene. Se poi la firma politicamente ritiene che non poteva lavorare è di quello che faccio. Sappiate che questa è la cosa del Consiglio regionale, la maggioranza del PD e proposta dal PD regionale. Per cui io la faccio soltanto con un set di responsabilità nei confronti degli altri sindaci e nei confronti degli miei cittadini. Avrei pensato in maniera diversa, ma siccome la maggioranza non ce l'ho né regione né Parlamento da nessuna parte, non posso cambiare i loro dirigenti né regionali né statali. L'unico sistema per andare avanti sulla società della salute è questo, e quindi questo devo fare un obbligo istituzionale nei confronti della popolazione che la presenta. La faccio leggere alle ragioniere nella sua completezza e poi ognuno vota secondo coscienza. No, prima vorrei intervenire. La legge, una volta che te la legga, senti che cosa dice, tu intervieni e poi no. Premesso che la legge regionale toscana 11/2017, quindi è vecchissima, modificativa della legge regionale 40/2005 e 41/2005, dà attuazione all'articolo 91 della legge regionale 84/2015, che prevede la decisione degli ambiti territoriali di zona distretto nel rispetto di determinati criteri già esplicati nello stesso articolo. L'allegato a questa legge regionale toscana 11/2017 ridisegna un primo nuovo assetto che prevede la riduzione del numero delle zone distretto da 34 a 26 e definisce in particolare l'ambito territoriale zona distretto Amiano, Senese, Valdoccia e Valdoccia, Valdichiana Senese, cui afferiscono i comuni di Albadia, San Salvatore, Possidone Doccia, San Castagnario, San Quirico Doccia, Radiporto, Cetona, Piazzano Terra, Chiuso, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Vanni, Sarchiano, Serrunga, Torino di Sente e Cremanta. L'articolo 22 del comma 5 della legge regionale 2017 dispone che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge è insediata la conferenza nazionale integrata ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 40/2015, nonché la conferenza nazionale dei sindaci di cui all'articolo 34 della legge regionale toscana 41/2005. Allora, premesso che in data 10 del mese di maggio alle ore 16:30 presso la sala consigliare del comune di San Salvatore, a seguito di apposita convocazione, è stata riunita la conferenza nazionale dei sindaci avviata da Valdoccia e assemblea della salute della Valdichiana Senese, e che i presenti, al fine di onorare la scadenza degli adempimenti previsti, in particolare dell'articolo 22,5 della legge 1/2017, sopra richiamato, hanno formalizzato l'insediamento della conferenza di tutti i 15 comuni della zona distretto di nuova funzione integrata nel direttore generale dell'azienda produttiva toscana. La legge regionale toscana, richiamata, introduce novità che riguardano in particolare il aspetto. Cambia l'assetto giuridico e organizzativo della Società della Salute, come previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 2017, che diventa ente di diritto pubblico costituita in forma di consorzio dotata di personalità giuridica autonoma amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. Attraverso di essa la Regione apre le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Anche sanitarie? Sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. Di fatto la società della salute diventa il modello organizzativo di riferimento della Regione Toscana per le funzioni di integrazione socio-sanitaria. Sono previsti incentivi economico-finanziari per favorire e sostenere gli accorpamenti di zone distretto per il quinquennio 2018-2022. Alle zone distretto di nuova Costituzione è erogato un contributo di primo avvio pari a 50.000 euro per ciascuna zona distretto oggetto del accorpamento. Il contributo è elevato a 150.000 euro annui per ciascuna zona distretto
nel caso in cui sia stato individuato come modello organizzativo l'attività della società. Questi contributi sono maggiorati del 30% nel caso in cui tutti i comuni della medesima zona distretto abbiano aderito al modello organizzativo della società della salute. Le modalità di erogazione del contributo saranno disciplinate con appoggio alla deliberazione della giunta regionale. E questo poi è proprio il riferimento del sindaco. Cioè se anche solo il comune di Castagnato non aderisce, si perde in questa maggiorazione del 30% che su 150.000 euro annui costruisce una notevolissima differenza. Allo scopo di soddisfare le esigenze di valorizzazione di tutela delle identità territoriali e per una maggiore attenzione alla vicinanza al cittadino, il piano integrato di salute e il piano di inclusione nazionale possono prevedere articolazioni territoriali delle stesse zone di distretto. Sempre per tale motivo, i sindaci della zona di nuova istituzione fanno però la possibilità di costruire due ambiti territoriali corrispondenti alle ex zone Amiata Valdoscia e Val di Senesi. Gli ambiti territoriali delle zone distretti di nuova istituzione decorrono dal 1 gennaio 2020. L'articolo 23, comma 2 della legge numero 7, prevede che i comuni, entro il termine di 30 giorni dall'insediamento della nuova conferenza, devono stabilire nell'ambito della conferenza zonale dei sindaci integrata dal direttore generale dell'azienda si intende riferire all'attività del lavoro esistente ai sensi dell'articolo 71 bis oppure per l'articolo di convenzione della sanitaria che dell'articolo 70 bis. Quindi l'urgenza nasce proprio da questo, che giovedì prossimo, cioè l'8 di giugno, scadono questi termini entro i quali tutti i sindaci devono dichiarare se aderire o meno a questa nuova forma gestionale. Ritenuto pertanto, alla luce di quanto indicato in premessa e da quanto previsto dalla legge regionale toscana 11/2007, di dare mandato al sindaco della conferenza regionale integrata riconvocata per il giorno 8 giugno 2007 alle ore 16 presso il comune di San Salvatore, di esprimersi per aderire alla città della salute come modello di esercizio della funzione di integrazione sociosanitaria. Dato atto, fino a quando non diviene operativo il modello di esercizio della funzione di integrazione sociosanitaria come sopra definito, continua ad operare la prova del organizzativo. L'attività del parere favorevole, quindi non è contabile, propone, per quanto indicato, di dare mandato al sindaco nella conferenza zonale integrata del 8 giugno di esprimersi per aderire alla città della salute come modello di esercizio della funzione di integrazione sociosanitaria. La realtà, fino a quanto non viene costituito un modello della città come attualmente, e propone di dichiarare immediatamente eseguibile questa progetto parlamentare dell'Italia. Chi vuole intervenire? Io devo dire un documento in cui esprimo tutti i miei dubbi e le mie contrarietà, anche chiaramente il voto contrario. Il Comune di Castagnaio ha fatto parte del Consorzio Pubblico Società della Salute Amiata Valdorcia nel periodo 2012-2014, consorzio poi messo in liquidazione volontaria con deficit economico. Il Comune uscì insieme agli altri comuni in quanto era assente qualunque gestione dei servizi sociosanitari e socioassistenziali. Rifare oggi il percorso inverso non mi sembra né opportuno né utile. Anzi, i comuni dovranno versare, a mio parere, dei contributi in più a pagamento di questa nuova struttura che sarà solo in parte a carico della Regione. Consideriamo che nei 25 anni di gestione di servizi sociosanitari e socioassistenziali da parte dell'ASL Amiata Valdorcia non hanno pesato sui comuni, salvo che nella parentesi della società dell'ASL. Sappiamo che una legge regionale ha costituito il nuovo ambito territoriale unico Amiata Senese e Valdichiana Senese. Avendo quest'ultima già una società per la salute, sembra che tale struttura sovracomunale debba per forza comprenderci. Allora, noi riteniamo che questo ambito sia troppo vasto per territorio e per popolazione e che non saremo rappresentati. La sede sarà tra l'altro a Montepulciano, non è stata presente l'amministrazione alla conferenza integrata Amiata Valdorcia, questo ci fa capire comunque i dubbi
struttura che li scaricherà sul gruppone dei comuni. Detti questi motivi, esprimiamo anche un altro punto, che questo riordino sia pronto ad altri poteri sovraordinati ai comuni, che invece sono le uniche istituzioni che conoscono veramente i bisogni primari della comunità, delle comunità. Qui ne vogliamo esprimere anche un altro pensiero, che solo apparentemente esula da questo ordine del giorno. Con questa adesione si allontana sempre di più la possibilità cara a tanti di noi e a tanti amministratori di una miata intera, senese e grossetana, e si allontana sempre di più anche la minima possibilità che possa ritornare ad avere una propria fisionomia e proprie autonomie e autodeterminazioni. Ritengo che sia un altro paese. Io la penso esattamente come vorrei capire questo, no? Facendo questa società della salute, la regione praticamente, al di là del fatto che comunque siamo si trasferisce veramente a carico dei comuni, avendo delle attività sociali, assistenziali e se grossolare pure sanitarie, quindi dovrebbero aspettare la regione con il fondo nazionale sulla salute. Quindi è un tentativo così abbastanza discutibile di trasferire a carico delle comunità competenze che sono sue proprie. Poi vorremmo capire questa struttura come si affitta, quante persone, quanto costano, quante persone ci sono che lavorano lì, qual è il tipo di rapporto che verrebbe a costituirsi tra questa società e lo stesso comune, per sistema una specie di uso che dico alla fine definiscono caro. E quindi vedere se questo veramente non è un modo che pone a carico dei cittadini ulteriori spese così in buona salute, come fu fatto a suo tempo, per esempio, sugli interventi sul risparmio energetico, no? Aumenta l'energia, paga, non costa niente, no, costa perché alla fine l'energia italiana costa l'80% di più di quello che va a pagare i francesi, i tedeschi, i nostri concorrenti. Io ho paura che questa qui sia una storia di questo genere, c'è un modo, tutto sommato, capisco pure i problemi che può avere il comune, il sindaco si trova così dalla sera alla mattina per discutere di martello di dove accettare quello che è stato spiegato dal sistema. Però il fatto è che se qui non si comincia a fare qualche atto contrario a questa prepotenza regionale, no? Si trovano almeno da tutte le parti, da tutte le strade, nei posti. Credo che non potremo restituire ai cittadini il loro diritto di o consentire o sono diventata la Merkel dice, discutendo su Trump, ci sta dicendo noi dobbiamo riappropriarci dei nostri diritti, della nostra soggettività, perché il mondo non ce lo tutela più nessuno. Meno che male la ragione per me sono 30 anni che non tutela proprio di niente, che mette a carico le cose che non funzionano e basta. Su molte cose, perché c'è, credo una cosa può essere da parte di tutti su quello che era precedente la regione toscana, parte dalla caccia, dalla pesca, dall'ambiente in generale, e anche del fatto che è praticamente una struttura dalle strade. Noi abbiamo, sono 7 anni che abbiamo le strade chiuse per riguardi parte se circolare. E quindi io avevo anche ce la Sacchi come un sistema che trasferiva a carico non subito. Il Targassi diceva all'inizio deve essere basso la bolletta del telescopio, se no non attacca nessuno, quindi bisogna sostenere, ma poi si stabilizza la situazione. Qui è un po' così, questi ci danno uno zuccherino e però la realtà vera delle cose è stata. Certo,
iniziando a studiare lasciamo tempo di dover fare. A me fa curiosità, tempo di non fare. Io dico ci sono due momenti importanti. Quello che è un momento istituzionale e quello che è un momento politico. Qui bisogna cominciare a scegliere quello che è un momento istituzionale e quello che è un momento politico. Io perché sono un sindaco di Comune a Castellinato e come ci sono e un sindaco e Comune a Castellinato, in cui sono per me a dover deliberare una cosa che è istituzionale ma dettata dalla politica, in cui c'è una maggioranza che decide, non è il Comune a Castellinato ma è la regione, perché questa è la delega della regione che viene data e vanno a prendere, e c'è un momento politico in cui può avere le proprie perplessità. Allora, io riesco a concepire che, devo dire, ai miei consiglieri di maggioranza, dal punto di vista istituzionale, non ho votato questa legge perché non ho altro leggi a cui votare. Cioè non mi si dice con questa o quest'altra perché in qualche maniera possiamo essere decisionali per cambiare questa regola, no? Se noi diciamo no, significa che noi, nei confronti degli altri sindaci, tutti di altra appartenenza politica e della stessa regione di altra appartenenza politica, perché io non sempre una appartenenza politica nell'una e nell'altra, diciamo di no. Se diciamo di no significa che non avendo altre alternative faccio soltanto perdere 230.000 euro a me e a me, perché non ho altre alternative. Quindi c'è un aspetto istituzionale, un aspetto politico. L'aspetto politico mi piace per adesso, perché una conferenza e ho addirittura contestato, usato benissimo quello che ha detto la dottoressa Casati, che ritenevano opportuno, l'ho sempre detto, la chiama privata e non andare dall'altra parte. Non è privata la questione, perché logicamente non credo di essere il capo del mondo, quello che decide, no, ci sono gli altri che hanno deciso sopra di me. Ci sono state decisioni politiche, ci sono state decisioni territoriali, ci saranno quello che decide, non devo essere quello che possa decidere a quello degli altri. Io mi domando una cosa, viene qui il Presidente della Regione, il Presidente della Commissione Sanità Scaramella a parlare di tante cose, viene la sede della Commissione Sanitaria, non sto parlando della Commissione Ambiente, no, quando un congresso del PD a Castellinato sulla veterinaria, che pensa, c'era anch'io, no? Però non parla di queste cose, parla di queste cose di cui credo sia stato un autore, il Presidente della Commissione Sanità, no? Lui l'ha fatto la Commissione Sanità. Io credo che debba parlare, no? E mi ritrovo io a sollecitare i miei consiglieri di maggioranza a votare questa cosa, quando sento delle cose che le stati non finito e posso solo votare, chiedere ai miei consiglieri con spirito non politico ma di responsabilità istituzionale di votare, perché mettiamo a rischio tutte le 230.000 euro. Poi si può fare un'altra maniera migliore, certamente, che questo è un carazzone, può darsi, no? Ma non c'è stata la facoltà di decidere, che dovevamo aumentare le minoranze. Quindi non dobbiamo fare altro che accettare questo modello perché non ce ne sono altri. Quindi concepisco il discorso tuo che sei caro, libero e indipendente, no? Non mi dica perché se no non è così, non deve essere la dottoressa Sappi, non deve essere il dottore Migliere, non deve essere Eros se c'era lui, il PT o la Lutarelli se era loro, no, lei rappresenta in qualche maniera il centro-sinistra per Piazza Castellinato, centro-sinistra è fatto dal PT e da lei e rappresenta e poi mi vota contro o così si mostra su una legge che sta facendo il PT e che in qualche maniera io devo subire una giustizia istituzionale e invece io però posso dire che la devo dire la devo esplicitare. Io non ho detto la dottoressa Sappi, ho detto lei rappresenta il documento del corso umano, a meno che non oggi che non è così, rappresenta il PD e rappresenta sia il PD che il UDC che il SED, perché era questa la linea in cui si è venuti, no? Quindi lei in questo momento vota contro quella che è stata in qualche maniera una
chi ha accettato questa decisione, mentre i miei responsabilmente dal punto di vista, io che ero da sempre lavoro con me, no, responsabilmente di votare in maniera istituzionale su una cosa che non ha determinato il comune a Castagnale, non ha determinato la politica del comune, l'attuale amministrazione pubblica a Castagnale, che però per il istituzionale dobbiamo votare per non mettere in difficoltà, non mettere in difficoltà il Presidente della conferenza dei sindaci, che è il PD, non mettiamo in difficoltà Scaramella, che è il Presidente della commissione di non mettiamo in difficoltà nessuno, possiamo farlo istituzionalmente. Quindi io credo che questo sia un voto abbastanza no, mi scorretto, mentre posso capire il baccone se mi vota contro, perché in questo momento non è lui che regge la maggioranza, non è sciucciato poi dire, no. Non tanto per essere chiari, no, perché sennò la chiarezza va messa sui puntini, no, sulla I, va messa proprio con i puntini e con la chiarezza che ci debba contraddistinguere le proprie posizioni. Il comune di Castagnale, questo è il che lei consigliere di maggioranza locale, che è il sindaco che è proprio consigliere locale a favore per il discorso istituzionale, non politico, perché non abbiamo altra alternativa. Questo è. Ognuno si assume le proprie responsabilità di chi vota questo è. Mi consente bravissimo. Ma quando c'è un problema così di coscienza forte in questo modo, la cosa corretta sarebbe di quel oggi la popolazione. Dopodiché te non sei più responsabile di niente. Vabbè, la popolazione ha deciso così e facciamo la io non credo di essere il Davide Lazzaretti della montagna per cui riesce a buttare la popolazione di tutta la Gnata a Poliquetti, figuriamoci se porta la popolazione della Gnata a discutere di una cosa. Dietro che c'è la futura tassa sul servizio sociale. Io ho chiaramente chiaramente esplicitato che è in questo momento politicamente non posso essere d'accordo, istituzionalmente non ne posso fare nulla. Siccome un mediatore istituzionale portare avanti questa cosa, sebbene so che è andata in fallimento, addirittura è stata liquidata, la dottoressa Sacchi c'era quando eravamo in un comuni, è stata fatta l'operazione in genere. Responsabilmente dico, mentre questo è stato fatto, e lo ribadisco se non ci siamo capiti, da una frazione politica che non è certamente la mia, ma non lo è nessuna frazione politica, non lo è perché noi siamo una lista di dipendenti, questo è chiaro, non lo è né PD, né Forza Italia, né Fratelli d'Italia, eccetera, noi siamo una lista di dipendenti, quindi diprendiamo legame e vincolo da questo punto di vista. Lo siamo in questo momento responsabilmente, però istituzionalmente a votare, perché non possiamo Parlamento perché non abbiamo alternativa. Cioè, tra esserci e votare contro significa perdere dei finanziamenti che non è possibile accettare, non mi sento prendere la responsabilità di una possibilità. Chi se la prende la responsabilità è questo dovrà rispondere al proprio elettorato e a chi l'ha messa a fare in qualche maniera il consiglio comunale, esatto, ne risponderà, ma non vedo il motivo per cui se di una cosa sono assolutamente contraria, la dovrei votare, non la condivido, perché dovrei votarla perché rappresenta una cosa, il voto di coscienza che non sta ho detto liberamente non votare, se vuole liberamente dovrà rispondere ai propri politici di cui non devo rispondere su quello che vota, perché quando uno si presenta forse non puoi essere interpretato, però una volta sembra che io ce l'abbia con la dottoressa Sacchi, io non ce l'ho con la dottoressa Sacchi in questo momento, io sto dicendo che qui c'è un consiglio comunale rappresentato da due liste civiche, una è Luciano Pavone e una è dell'amministrazione di Parigi, e c'è una lista che non è civica, e questo va specificato, che si chiama centro-sinistra che c'è a Castagnale. Allora, il centro-sinistra ha votato a livello regionale, a livello di conferenza di sindaci, siamo capiti tutti questa delibera. Io voto con la mia testa e sto dicendo, posso dire che ho fatto benissimo, io sto soltanto
chiarissimo, cioè che non è fuori di dubbio, no? Sto dicendo che il consolidato era presentato da 3 forze politiche, anzi da 4 forze politiche, dico 4 forze politiche, 4 forze, 4 chiamiamole come lo volete, perché questi sono 3 indipendenti, una non c'è più complicato, esiste, no? Ancora non ha dato le dimissioni, per tutto il campo esiste. Una è Nuovi Piano, e qualcuno che centro-sinistra e una di Piano. Quindi sono 3 liste indipendenti, una chiaramente non usata politicamente, contando via che sono i partiti. Sto dicendo che in questo momento io vado a votare, è chiaro, no? Una delibera proposta da una regione che ha uno schieramento politico, da una conferenza di sindaci che chiaramente fa espressione politica, per cui io credo che la massima libertà devono avere quelli che non hanno nessuna appartenenza a una linea, no? Io ti sto dicendo che se tu non avendo l'appartenenza politica a una linea, chiede ai miei consiglieri di votare una responsabilità istituzionale non politica. Basta. L'altro non si assume la propria responsabilità. Questo ho detto, basta. Questo è.